Questo è un mulino a ruota orizzontale. Praticamente il vantaggio è che necessita di pochissima acqua, cioè in qualsiasi canale può essere collocato questo tipo di mulino. Questa pietra è collegata con una ruota che sta sotto, in una camera sotto. Funziona gli stessi giri che fa la ruota sotto, li fa la pietra soprana. Praticamente se noi prendiamo due ruote di macchina in orizzontale, lo mettiamo in verticale, è come se girano insieme, soltanto che girano in verticale. Questo è il principio. Come funziona? La pietra di sotto è bloccata, questa gira, il grano viene messo qui dentro, fuoriesce da qui ed entra qui dentro. Da qui entra tramite le vibrazioni causate da quest'asse. Man mano che questo vibra, scende il grano. La quantità del grano che deve scendere viene regolata da qui. Così, in base a questi giri scendono alcuni chicchi di grani, non più e nemmeno, 3 o 4, saranno 5-6 alla volta che scendono costantemente. Come fare? Una volta che esce la farina, il mugnaio, la tasta, in base allo spessore desiderato dal cliente, da chi la deve lavorare, la regola. Come la regola? Viene da questa parte, qui c'è un perno, in dialetto viene chiamata sarughe, tradotto sarebbe la croce in base a questa forma qua, che sembra una croce. Batte alcuni colpi qua e solleva la pietra soprana. Come viene sollevata? La ruota è posata sopra un asse che è collegata qua e viene sollevata qua e vi fuoriesce lì. Successivamente viene portato via nei sacchi, sempre prodotto da locali Massaia, dove viene portato in casa e lavorato, è separata la farina dalla crusca. Successivamente verrà fatto lievitare e prodotto il pane, il classico pane di Samogheo detto Suzzicchi.